Questo signore è il papà di Pietra ed è un celebre professionista nella città di Cividale del Friuli. Troppo Ma buono. noi oggi ci incontriamo per bere un caffè insieme, ma anche per vedere dei film bellissimi. Beh, questo festival è un fiore all'occhiello per Udine e per il Friuli, e quindi onore al merito di Sabrina e di Thomas, che da ormai 25 anni continuano questa avventura, che dà a Udine quella dimensione internazionale che si merita, essendo una città di confine al centro dell'Europa, con uno sguardo rivolto all'estremo oriente, che ancora più oggi di quanto non fosse in passato diventa il baricentro della politica mondiale. E quindi questa finestra culturale che abbiamo aperto su questo mondo può favorire non solo gli scambi culturali, cinematografici, le relazioni diciamo di questo tipo, ma anche, direi, movimenti economici, interessi e attitudini che potrebbero nascere da questa esperienza in maniera molto profittevole per i Friuli. Avvocato, anche nella sua esperienza politica lei ha avuto modo già di conoscere il festival. Ha osservato questa crescita qualitativa nel corso degli anni? Beh, senza dubbio l'offerta di questo festival è schioppettante, poliedrica. In una settimana ci saranno una centinaia di proiezioni, per cui ce n'è per tutti i gusti. Quello che più mi interessa è però proprio questa dimensione internazionale della città, che si veste di una sorta di Chinatown e che dà a tutti gli udinesi la percezione di quanto sia importante togliersi dal provincialismo e guardare al mondo globale. Sto chiedendo un po' a tutti la stessa cosa. La affascina di più l'Oriente o il cinema? Ma direi l'Oriente in questo contesto, perché se vogliamo dal punto di vista cinematografico le opere proposte sono non del tutto affini alla nostra sensibilità, nel senso che c'è un filone cinematografico molto violento, molto horror, che non intercetta pienamente i gusti di noi occidentali, però quello che invece interessa è proprio l'apertura di queste relazioni, di queste amicizie, di questi contatti che evolvono nel tempo e danno opportunità. Grazie avvocato, lo avete riconosciuto, ex parlamentare, il papà di Pietra. Se per l'emozione dell'intervista alle due signorine ho detto Petra, mi correggo in diretta, Pietra. Grazie a voi e buon festival. Anche i giovanissimi al festival, Pietra e Martina. Pietra, ti ha portato qui il papà o la mamma? Il papà. Il papà. Ti piacciono questi film? Sì, sì. Adesso stai per vedere? A Cico. Sei venuta qui per quello? Sì. E Martina che cosa è venuta a vedere? Sempre a Cico, siamo amiche io e Pietra. Che classe fai? Terza. E tu? Quarta. E le maestre cosa dicono che siete venute qui? Vi hanno dato un bel tema da fare che così poi vi correggono, vi danno anche il voto? No, siamo venute qui per vedere il film, non ci hanno detto niente le maestre. Senza dover fare i compiti per casa? Cioè, in realtà avevamo i compiti per casa, ma non ispirati a questo film. Ispirati, bellissima voce verbale. Petra, che cosa ti piace di più di quello che vedrai? Tu conosci già la trama di Acico, io penso. Mi piace tanto il fatto che questo cane, visto che vuole tanto bene al suo padrone, nonostante il padrone poi a un certo punto muoia, continua ad aspettarlo in stazione perché prendeva sempre il treno, il suo padrone. E tu che cosa ti aspetti da questo film? Anche mia mamma mi aveva detto, anche a me un po', mi aveva detto in poche parole come era fatto il film, e io come Pietra dico che è un cane molto fedele. Sì. Maestre, un voto in più a queste due signorine. Grazie Petra, grazie Martina. 僕が話せる言葉はもう一つだけあります。Io vorrei solo aggiungere una cosa. Il conto per favore.
送り人という作品がここで賞をいただいたと聞いております。今回はお風呂をテーマにした映画なんですけど、日常のささやかな幸せを見つけるという点では少しだけ似ているかもしれません。このお風呂の文化がイタリアの皆さんにも理解していただけると嬉しいです。So che qui il film Departures ha preso anche un premio e sono molto onorato, molto felice di questa cosa, e questa volta porta appunto questo film che parla delle terme giapponesi, e spero che riusciate a comprendere bene, insomma, tutti i significati che rappresenta le terme per noi. Abbiamo portato un piccolo regalo per Sabrina. Oh my God, I'm very lucky. That's amazing.